Erano finiti in rianimazione in gravissime condizioni perché avevano preso dell'ecstasy ad un rave party. Il referto medico parlava chiaro, stato comatoso da verosimile abuso di droghe. La festa era avvenuta lo scorso 12 agosto ai laghetti di Poggiana di Riese Pio X, un party non autorizzato con 300 ragazzi tra cui una cinquantina di minorenni. Ora i carabinieri della compagnia di Castelfranco Veneto hanno sanzionato il 24enne di Loria che ha organizzato la festa e il 47enne di Riese Pio X, proprietario della struttura dove era avvenuto il rave. Sono state accertate prime responsabilità nei confronti degli organizzatori della festa e del proprietario dell'immobile, che sono stati sanzionati con il pagamento di 8.064 euro per aver organizzato abusivamente una festa senza le prescritte autorizzazioni sanitarie e comunali. 25 euro il costo delle pastiglie che i due ragazzi avevano acquistato, secondo quanto hanno raccontato alcuni partecipanti alla festa. Molti dei presenti erano arrivati in treno da fuori regione e avevano raggiunto il locale tramite dei bus navetta. La droga veniva venduta direttamente all'interno della struttura. L'ecstasy che avevano assunto l'avevano acquistata all'interno della festa da uno spacciatore. Gli uomini dell'arma in questi giorni stanno monitorando la zona per cercare di scovare chi organizza party illegali di questo tipo, in cui dei ragazzi anche minorenni vengono a contatto con mix di alcol e droga che possono diventare letali.